compone di una decina di passi, esattamente 11. Cioè 10 sono del ballo sardo proprio e uno è della danza, però i passi della danza vengono usati anche per Sammarghinesa. Sono un ballo particolare del ballo sardo capitanese, appunto. Allora, io parlerò soltanto, cioè approfondirò soltanto del passo in tre, dei passi base, cioè del passo in tre, Suvasto do Rao e della danza. E poi farò vedere anche gli altri passi. Dunque iniziamo col passo in tre, che è 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco, ballato a velocità normale così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco, più lentamente per farlo vedere meglio, è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, per farlo ancora più comprensibile, per renderlo più comprensibile, appoggiamo i piedi per terra, completamente anche il tacco e facciamolo così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, rifacciamo la velocità leggermente più veloce, allora facciamo così, 1, 2, 3, ecco, se lo facessimo in questo modo, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, avremo uno sballamento verso sinistra, cosa che possiamo evitare spostando, prima di spostare il piede sinistro verso sinistra, spostiamo il piede destro, così, quindi prima il piede destro verso sinistra, cioè destro, sinistro e destro, destro, sinistro e destro, destro, sinistro e destro, ok? Un'altra cosa, ecco, quando poi ovviamente si ballerà normale a velocità giusta, una cosa importante è che normalmente, diciamo, la musica, se uno non ha di fronte, diciamo, vicino il suonatore o di launeddas o di fisarmonica, per ballare questo tipo di ballo può essere lento, e allora un trucco per ballarlo a velocità normale è quello di soffermarsi un attimo sulla posizione 1, in modo che poi i restanti movimenti, il 2 e il 3, risultino a velocità accettabile. In questo modo, ecco, per esempio 1, allora facendolo normale sarebbe così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, invece così sarebbe brutto, dobbiamo aspettare sull'1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco, in questo modo il ballo viene decisamente meglio. Allora adesso vediamo Suvasto do Rao, prima normale e poi lo vediamo più lentamente, eccetera, anche analizzandolo meglio. Dunque vediamo un po', allora il ballo Suvasto do Rao è così, 1, 2, 3, questo è il normale, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, poi facciamolo più piano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, facciamo ancora più piano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Per iniziare, io sono partito dalla fine, per iniziare ecco, è così, si fa così, si mette il piede, appoggiamo anche il tacco per terra, 1, a metà il piede, 2 e 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Facciamo la velocità normale, anche in questo caso in tutti i passi viene preso questo accorgimento di soffermarsi un attimo sulla posizione 1, cioè in questo modo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Allora, ecco, all'inizio facendo questo esercizio, se qualcuno di voi voresse provarlo a fare, conviene, perché all'inizio quando non si ha esperienza
uno tende a sbandare, e allora è preferibile usare delle sedie, 2 sedie, in questo modo, mettendola affiancata così, cioè una a destra e una a sinistra, in questo modo, in modo da trovare l'equilibrio. Poi ovviamente quando uno diventa pratico non ha più bisogno delle sedie, e può ballare senza, ovviamente. Dunque, adesso facciamo il passo in 3, anzi facciamo prima i passi il passo della danza, che poi la danza è più di uno, però in questo caso io avendo la videocamera fissa in un punto non posso, mi sposterei facendo vedere, faccio il passo base della danza, che in questo caso la danza invece che essere in 3 tempi è in 6 tempi, per cui è più o meno così. Allora è il passo, diciamo, finale, il risultato finale, che è così: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, faccio più piano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera. Allora, prima di passare a quello, anche in questo caso bisogna partire da 0. Quindi si poggia il piede, si appoggiano i tacchi per terra, si parte prima col piede sinistro, si fa così, un saltello, poi si poggia il piede destro, si fa un saltello, e bisogna impararlo così: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, prima si appoggia il piede e poi si fa il saltello. Prima si appoggia il piede e poi si fa il saltello, in modo da non fare così, altrimenti uno pesterebbe. Allora, poi si comincia a incrociare. Quindi sempre si appoggia, si fa il saltello, si appoggia, si fa il saltello, e così, si appoggia, si fa il saltello, così. Poi davanti lo stesso, si appoggia, si fa il saltello, si appoggia, si fa il saltello, ok, quindi si fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, il risultato finale sarà questo, appunto l'ho fatto vedere prima, lo ripeto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, ritorniamo al passo in 3. Allora, il passo in 3 ci sono 3 variazioni. C'è il passo base, che è quello che ho fatto vedere prima, che si inizia col piede sinistro, un altro passo si inizia col piede destro, e l'altro ancora è un passo speciale, e questo si farà solo alla fine. Allora, prima vi faccio vedere il passo di nuovo normale, che si inizia col sinistro così, quindi 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E quindi si inizia col sinistro e si chiude il tempo col destro. In questo caso invece si inizia poi col destro, in questo modo: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, lo faccio piano, 2 e 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, poi veloce: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il terzo passo in 3, quello speciale, è così: dal normale 1, 2, 3, 1, 2, 3, si fa così: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo è il più difficile. Ok, allora adesso vediamo il passo dorato. Anche sul passo dorato ho 2 possibilità: inizio sinistro o inizio destro. Lo vediamo, quindi facciamo prima il normale e poi con l'inizio destro. Quindi normale, inizio sinistro è così: 1, 2, 3, 1, 2, 3, piano 1, 2, 3, 1, 2, 3, poi col destro 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, veloce, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, adesso vediamo su bastonetto right, normale, e poi ci sarà dopo di questo su bastonetto right incrociato, quindi lo faccio prima normale, velocità normale, quindi è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi adesso lo facciamo a tornare incrociato. Quindi è 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo lo faccio piano. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo faccio veloce. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi c'è passo incrociato, che è così, 1, lo faccio piano, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, veloce, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dunque, adesso rimane l'altro, passo laterale, ed è così, 1, 2, 3, faccio piano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, veloce, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi rifaccio la danza veloce, che poi questo passo della danza appunto viene utilizzato anche nel ballo, quindi proprio con la musica del ballo sardo, per fare questa marghinesa, con dei passi molto complessi che io, data l'età, quasi 66 anni, non riuscirei a fare. Quindi faccio il passo di 3 in 3 tempi, quindi bisogna fare 6 movimenti in 3 tempi, quindi raddoppiando la velocità. Allora cercherò di farlo, quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo quando si fa con la danza è così il 6, quando si fa con la musica del ballo sardo è in 3. Ok.